Buongiorno! Come iniziare bene un vlog? Un rotolo della carta igienica in mano. Andiamo lì! Ah, c'è anche Petunia! Ciao piccola! Piccola! Sì, però così non ti si vede perché sei tutta nera. Oggi ci sono i Krafen marmellata. Questi li ha presi ieri mia mamma, io non li ho comprati. A parte che ho mal di denti allucinante, quindi non credo riuscirò neanche a masticare questi. E la vedo dura oggi a mangiare, perché ieri sono stata al dentista, avevo fatto il vlog e oggi è il giorno dopo praticamente. Stamattina ho dovuto prendere l'occhi perché avevo male a tutti i denti, non riuscivo neanche più a chiudere la bocca, cioè proprio mal di denti forte, tutti. E perché sopra mi ha messo un filo ancora diverso e tirava tantissimo ieri, però insomma siamo quasi alla fine più o meno, ecco. E niente, sono dritti, dai, sono dritti decisamente. Bene, faccio colazione perché è tardissimo, ci saranno le 10. 10:20, mamma mia, sempre più tardi facciamo colazione praticamente. Ma ora che si arriva a casa, siamo andati a comprare il pane e lì c'è sempre la coda in cassa, è una tragedia. Va bene, così vedete anche lo sfondo che a voi piace, vedete anche la casa. E boh, mi preparo la tavola. Pepe, hai qualcosa da dire? C'è di nuovo Pepe. Che bello che è Pepe. Pucci. Sì. No, allora, ho pulito un po' a casa. E è mezzogiorno e un quarto quasi. Qui sta bollendo la pasta, lì. E vi faccio il video sul sugo di tonno, ok? Promesso, se non adesso in agosto, arriva a settembre quel video là. Mi sono ricomprata queste tisane e ho comprato anche la sgonfiante digestiva. Questa ha gusto fragola e limone. Non l'ho ancora assaggiata, la sto facendo adesso. Questa è, cioè il colore è così, perché c'è dentro un po' di tutto, sa di fragola e limone, non mi ricordo già più. Comunque è pronta adesso. La lascio ancora un attimo e basta, qui ho il caos. Ah, ecco, volevo dirvi questo. Questa roba qua del Lidl, vegana, è alla soia, uno yogurt alla soia. Beh, a me ha fatto tremendamente orrore perché sa di zucchero. Non c'ho neanche gli ingredienti, no, non c'è niente. Questo sa di zucchero puro, io non lo riesco proprio a mangiare. Franz non lo mangia, sì che mi tocca buttarlo. Mi dispiace dirlo, ma è immangiabile per me. Io l'ho assaggiato, ho detto no. Cioè, alla fine sono meglio gli yogurt senza lattosio dell'Eurospin, quelli al mirtillo, sono buonissimi. Questo alla soia al mirtillo fa pena proprio, cioè non è buono. Guardate che bel lavandino pulito che ho. Quindi sì, questo volevo dirvi, che ho preso quella lì e quello lì che non è consigliabile, cioè per me quello lì alla soia è proprio un orrore. Per fortuna non ho comprato anche gli altri gusti e non l'ho ricomprato soprattutto, perché se l'avessi ricomprato sarei stata veramente scema. Sono quasi le 3. Non ho voglia di alzarmi, però adesso mi cambio, mi do una svegliata e me ne vado. No, non ho dormito, mi sono messa da poco qui, però ho steso una lavatrice, visto che era finita, e non so se fidarmi a lasciare, a parte che se piove vengo giù a casa subito, però non so se fidarmi a lasciare tutto steso, perché lì vedo che c'è temporale, nuvole da pioggia proprio. Di là no, invece di qua verso Cortina sì. Cortina no, neanche. Beh sì, circa. I gatti che dormono, loro sono tranquilli, il pomeriggio sono veramente tranquilli. Panna sta controllando perché si sa mai che io gli dia qualcosa da mangiare, lei è pronta. In realtà non le do niente, assolutamente. Eccola, è pronta. No, perché lavo le ciotole, lascio solo croccantini e acqua, perché sennò ci vanno le mosche, quindi io a pranzo, dopo pranzo lavo subito le ciotole di tutti e tre. Adesso ho la tosse. Quindi, no, vi dico questa. Sono venuta su a prendere il sole qua a casa e praticamente dopo pochissimo, cioè
appena arrivata su ha iniziato a tuonare e era tutto nero praticamente da temporale. Dopodiché, passati tipo 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, si era serenato tutto. No, prima piovigginava, sono rimasta lo stesso sullo sdraio e poi si era serenato tutto e c'è di nuovo il sole. Cioè, come cambia il tempo qui, veramente. Dopo 5-10 minuti cambia il tempo e non capisci come devi muoverti. Comunque sono qui che prendo un po' di sole, adesso sono un attimo in pausa dal sole. Oggi sto usando l'olio solare di Shogun con iperico e mallo di noce, questo aiuta a prendere colore, non ha protezione però, lo so che sarebbe da usare sempre la protezione, almeno la 30, ma sinceramente io non sempre la uso. Non posso fare la finta e dire sì, uso sempre la protezione, non è vero. E tra l'altro devo andare a far controllare i nei, perché secondo me alcuni non sono proprio belli e dovrei fare togliere non sono neanche dei nei, non so come chiamarli, solo che mi fanno male magari quando mi vesto, mi si impigliano, sono tipo delle escrescenze, ecco, ne ho due, una sulla gamba e quella mi fa male e un'altra invece ce l'ho qui, questa qui, ed è fastidiosissima perché ogni tanto mi incastro, insomma fa male. Ce le ho da sempre avute, però sono in posti fastidiosi. Alfa l'ho cercato e non c'è ancora qui nei dintorni, però neanche stamattina non c'era, quindi boh, è strano. Ma ho visto dove dorme Silvestro, perché sono 3 giorni che è qui, fisso. Cioè è stranissimo perché Silvestro gira veramente tanto, gira molto su al villaggio, l'abbiamo visto anche su al villaggio, per cui lui sappiamo che gira molto e da 3 giorni che è fisso qui, che è stranissimo. Praticamente prima quella fascia lì di cielo era tutta nera fino qua sopra e adesso guardate com'è. Come cambia il tempo qua in montagna, veramente. Deve aver fatto temporale da qualche parte, ma non qua, per fortuna. Mi vado a piazzare lì al sole e se vi chiedete di chi sono quei giochi, sono del cuginetto Leonardo, che ogni tanto viene qua e allora c'ha i giochi. Prima ho alzato il dondola gatto e c'era Pisola che dormiva sotto. Oh, è arrivato Wally. Wally? Buongiorno Wally. Piccolo Wally. È un po' ribambito. Era a fare la nanna. Ciao Wally! Ciao piccolo Wally! E invece adesso Pisola è lì. Ecco, si sta piazzando nelle erbe, nelle piante e le dorme là perché la sta fresca. Wally! Dove è andato? Oh, c'è Fufi. Ah, Fufi insieme a Wally. Fufi! È pauroso Fufi! Piccolo Wally! Dov'è Alfa, tuo amico? Eccomi, oddio, è partita la puntina. Sono stata male. Ero andata su a casa, su dentro casa, per... aspettate che vi appoggio un secondo. Per... mangiare qualcosa, bere qualcosa. Mia mamma mi fa, guarda che c'è la Sprite con il cetriolo in frigo. Ho avuto la brillante idea di dire sì, me la bevo io. Solo che io ero appena stata sotto il sole un bel po' e ho bevuto quella lì di frigo, sì che sono stata male di stomaco, ho avuto mal di stomaco, ce l'ho ancora ma si è calmato leggermente. E cioè, io la mia brillante idea di bere roba di frigo col caldo che c'è, roba ghiacciata, dopo essere stata sotto il sole, ma rendiamoci conto, cioè, proprio l'intelligenza. Adesso sto meglio, ho ancora un po' di blocco, però meglio di prima. E niente, adesso sto sistemando un po' la biancheria che si è asciugata e Franzi a fare la doccia. Noi siamo in questa stanza, bellissima per fare video. No, e mi sono accorta, questo è il calendario della spazzatura, della raccolta. Era fermo a gennaio, febbraio e marzo. Per cui adesso me ne sono accorta, non lo guardo perché i giorni sono sempre quelli, cioè la raccolta è sempre uguale, no? E quindi adesso lo cambio, metto luglio, agosto, settembre.
vabbè, e stavo guardando appunto domani all'8 carta e plastica, perché la casa qua vicino ha il bidone del secco di fuori, ma domani non c'è secco. Vabbè, comunque. E giovedì volendo c'è l'umido di nuovo e il secco e il vetro devo metterlo fuori, mi devo ricordare. Ok, ho fatto. Adesso vado a mettere fuori la carta e la plastica e do acqua ai fiori, che poretti non sono orrendi. Se erano belli nell'altro vlog che vi ho fatto vedere, adesso sono distrutti, cioè inesistenti praticamente. Dovrei andare in orto perché ho la roba enorme, ma magari adesso andrò giù tra un po'. Intanto faccio i fiori qua. Questi invece non hanno bisogno d'acqua perché sono ancora, c'è la terra ancora bagnata. E basta, i gatti sono qua, Pepe sul tavolino, Pipo qua, Panna è sulla copertina per terra, cioè adora questa copertina. E boh, vado a dare acqua. Eccoci qua. Allora, le zucchine, questa è in mezza marcia, lì hanno preso troppa acqua. I fagiolini sono andati. Ah, ce n'è qualcuno, vedo, lì c'è un bacello. Poi qua ci sono i cetrioli, sono belli, li raccolgo tutti. Qua c'è l'insalata, che questa è in mezza marcia. Ah, ecco perché è mezza marcia. No, anche questa, guardate qua. Ma ha preso troppa acqua. Questa qui è bella. No, guardate che zucchina c'è qui. No, guardate lì. Cioè, voi non vi rendete conto di quanto grandi sono queste zucchine. Poi i cavoli, anche questi sono tutti mangiati. Sono le lumache. Si stanno preparando. Eh sì, va che bello. È bello sodo. L'insalatina che avevo piantato, eccola qua. E questi sono i pomodori che devo legare, ma non ci sono pomodori. Ahimè, ci sono i fiorellini. Adesso devo... Ah sì, ecco, 2 pomodori. 2 per miracolo. Ah no, guardate anche di là, ce n'è uno. Devo legare le piante perché questa è tutta caduta. Cacchio, ste zanzarine. Ok, quindi abbiamo anche qualche pomodoro. Adesso raccolgo tutto. Quindi sì, dai, c'è qualcosina alla fine. Intanto raccolgo i cetrioli perché quelli sono buonissimi, sono diversi da quelli comprati, cioè hanno un buon gusto. Quelli comprati molte volte sanno da acido, non sono buoni. Soprattutto se magari ce li hai da qualche giorno, vanno subito a male. E ci sono quelle lumache maledette, quelle mangiano tutto, quelle rovinano tutto. Non so se quell'insalata si può mangiare perché è tanto grande, l'insalatina lì. Vabbè, comunque penso di sì. Niente, raccolgo tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua con me anche in questo vlog. E il tramonto di questa sera non c'è praticamente, cioè non c'è il cielo colorato. È normale, semplice. E non piove, cioè per fortuna non dà segni di temporale questa sera. Però acqua all'orto non ne do perché comunque ha piovuto tanto nei giorni scorsi, quindi non serve, vedendo la terra non serve acqua, perché sotto è comunque umida e bagnata, perché quest'orto qua ha tanto sole il pomeriggio, poi la mattina no, c'è ombra completa. Vabbè, niente, vado a fare le manutenzioni varie, quindi lego i pomodori e raccolgo la verdura e ci vediamo in un altro video come sempre. Ciao!